Ammentare su 1.000.000 de soldados italianos chi si incrarde sotto de capidanne 1943 die desarmistiziu chi in sos alleaos, a pustir de los aer impresonaos sos tedescos han separaos a presonia in sos campos de concentramento nazistas a sa gherra a fiancu des ex alleaos a sos ordines de sa Repubblica Fascista de Salò. In occasione de sa die de sa memoria, custu Manzanu, in prefettura, in Nugoro, han fatto sa cerimonia de consigna de sa medaglia de onore a sa memoria a Francesco Masuri de Durgali, uno de cussos eroes che aian pattiu in sos campos de concentramento tedescos, riservaos a sos internaos, sos militares italianos, trattaos che traitores e scravos de Hitler, che senza poter godire de s'amparo previdiu da sa Convenzione de Ginevra. Sa cerimonia la navatte in sa sala aggiunta de sa prefettura presente su viceprefetto Vincenzo D'Angelo e sas autoridades civiles e militares. Su viceprefetto ha tamentovau su significau de sa die de sa memoria, istituia da su Parlamento de su Duamizza, in ammento de sterminiu e de sa spissichissione de su populu ebraicu e de sos deportaur militares e politicos italianos in sos lager nazistas. Marina Moncelsi, desistasac, hat inquadrau storicamente sos fattos. Piera Masuri, vizza de Francesco, ha faveddau de sa spelear de su babbu, impresonau in Albania e deportau dai su 26 de capidanne de su 1943 a su 4 de aprile 1945 in su Stam Lager, Treiki de Saalbach-Rosenberg. Su sindicu de Durgali, Maria Itra Vancello, ha consignau a sa muzere de Masuri su riconoscimento pro su comportamentu eroicu de su maridu, quando ha deciso de onorare su giuramento de fidelidade a sa patria a costu de sacrificios personales mannos. Che sun colaos 72 anni dai su 27 de jannario 1945, quando s'armata ruglia sovietica ha liberato sos presoneri de su campo de concentramento de Auschwitz, uno de sos medas fattos dai sos nazistas in Europa occupata pro arribare a sa che aian motiu soluzione finale. Sta a narrere a chi sperdere su popolo ebraico e totus sos chi non fini consideraos dignos de sa razza ariana, zingaros, omosessuales, comunistas, criminales comunes, testimonzor de Geova. Una die chi sono atti separao pro celebrare sa die de sa memoria, pro non dimenticare su chi è scapitao in Europa civile, quando Adolf Hitler, chi appiccao a maniera democratica su podere in Germania, ha mudao su mondo in un buzzidoriu, caionao sa seconda guerra mondiale, che inchimbanta milioner de mortos, 6 milioni fin ebreos, mortos in s'olocausto. Pro non dimenticare tocca a chi sorzovanos, sosi studenti, mescamente, iscana ite ba capitao 80 anni fa, che te, pro chi non torreta a capitare. Sa die de sa memoria l'hanno celebrata in Nugoro Puru, in sa biblioteca Satta, in collaborazione con sa compagnia Sciardana Teatro, che ha interpretato si spettacolo Soluzione Finale, che in su coordinamento de Sebastiano Mastino. Sosi studentes de sa scola media de Sarule e Univeri, accompagnati dai sos insegnantes, hanno potuto intendere lettura de testos, che a su diario di Anna Frank, diventata su simbolo de tutti os pizzinnor mortos in s'olocausto. Filmaos, paragolas e musica pro contare sa tragedia de sa Shoah, dai quando Hitler ha piccato su podere a sa legge razziale de Norimberga a sa soluzione finale. Un appuntamento de valore civico alto cu su promovio de sa biblioteca sarda e dai Sciardana Teatro pro non dimenticare, provacare a manera che su chi è scapitao a su popolo ebraico non si ripita ta mai prusu. Sos agenti de sa questura de Nugoro hanno denunziato 2 persone su nome di una femmina pro porto abusivo, possesso illicito e mancata custodia di armas e munizioni. Sa polizia ha scoperto un arsenale vero e proprio, che 8 fusiler de cassa, 2 carabinas, 2 fusiles a pompa, una mitraglietta, una pistola, tutto illegales. Sos agentes e una paia di dier facete sono intervenuti a pustir de sa denunzia de sa femmina pro accusare psichiciones e minettas dai ex conviventi
mente suo, chi non fitti sa prima volta chi la minettabata. Sos primos accertamentos ana permittiu a sos agentes de accattare in sardommoso desorduoso ex conviventes sas armas e sos proiettiles de calibru variu e pro evitare de las impreare a manera illicita che las ana sequestradas. Sas duas persones sun istadas denunziadas a sa autoridade giudiziaria. L'hanno denunziato a sa procura della Repubblica de su Tribunale de Núgora su Cassadore de Rosei casos agentes de su Corpus Forestale de Stazione de Sabida l'hanno accattato 2 voltas in sa matessi die cassande fora de su calendario venatori in vigenza. Sos agentes Erisi Manzano l'hanno accattato armodo e fusile che impuzzone er mortos isparaoso che l'hanno sequestraus arma, sar muniziones e sar bestiar mortas. A borta e dies a pattuglias quindi su servizio de controllo venatoriu sempre in Sarto de Rosei hanno accattato 2 cassadores cassande puzzones in dies proibiasa. Chi in spantumano hanno accertato che uno desorduoso fitti su matessi cassadore firmava a Manzano. Questa volta però vitti che l'uno parente denunziao il supuru pro su matessi reatu. A borta e die puru sos agentes de su Corpus Forestale che hanno sequestrao sas armas e sinzalau sos cassadores a sa autoridade giudiziaria. A cominciare su 22 di aprile si stagione 2017 dell'Italian Softball League e pro su bindicannos in fila pari su Nugoro Softball Banco de Sardegna a partecipare a questa volta puru. Si stagione regolare a cabare su 30 de lampadas, as formazioni che partecipano su nudo e chi partias in 2 gironese. Su Nugoro este in su girone A, tagliocare Chimbollate, Caronno, Collecchio, Legnano e Saronno. Prima desavviu de su campionato a tagliocare sa Coppa Italia, primo de aprile su Nugoro Softball este in su girone a 3 Chimbollate e Caronno. Su presidente Totoni Sanna ta fortiau su settore tecnico, allenatore cubano Jorge Luis Navarro Valdespino, 52 anni, ha un'esperienza a manna e una carriera de gabale come giocatore professionista e nazionale cubano e in sapunna della società de nugoresa Valdespino a allenare sa prime squadre finza sar formazione giovanile e matta sicchire puru attività de chi su Nugoro Softball a facere in sasi scola nugoresa. In principio de anno invece della società ha motivo a direttore sportivo Marina Centrone, ex allenadora desa nazionale. Duosi seperoso che danno a biere sa volontà desa società de nugoresa di abbarrare intre sarmenziosi squadras de su softball italiano.